Buongiorno a tutti dalla vostra trainer Cristina. Oggi vi mostrerò un piccolo esercizio per i glutei che come sempre possiamo fare comodamente anche a casa, come tutti gli esercizi che vi propongo in questi video. Allora basta disporre di un tappetino, ci mettiamo in quadrupedia in appoggio sugli avambracci e solleviamo la gamba destra. La vostra gamba destra deve essere bene tesa, con la punta del piede tesa, e andiamo a fare questo. La appoggiamo di lato, appoggiando solo la punta, sollevo la gamba leggermente oltre la linea dei glutei e vado ad appoggiare dalla parte opposta. Ve lo faccio rivedere lento. Appoggio a destra, salgo un pochino oltre la linea dei glutei e vado ad appoggiare a sinistra il più lontano possibile senza piegare il ginocchio. Ok? Proviamo insieme. In sequenza parto dalla gamba alta, vado destra, su, sinistra e su, destra, su, sinistra, su, vado. Benissimo. Su, bene. Ancora. 4, 3, 2, 1 e possiamo fare qualche secondo di pausa andando a piegare le ginocchia sotto la pancia, allungandoci con la schiena, e poi ci rimettiamo nella posizione di quadrupedia sui gomiti e andiamo con la gamba sinistra. Partiamo con la gamba leggermente sopraelevata rispetto ai glutei, andiamo ad appoggiarla a sinistra, in alto, a destra e in alto. Vado 8 e appoggio, 7, appoggio, 6, appoggio, 5, appoggio, 4, appoggio, 3, 2, 1 e al termine porto di nuovo le ginocchia sotto la pancia, i glutei sui talloni, vado ad allungare la schiena e stop. Anche qui, come per tutti gli altri esercizi che vi propongo, potete fare solo una sequenza se siete all'inizio e non siete allenati, oppure dopo qualche secondo di pausa potete ripetere la sequenza sia a destra che a sinistra una volta oppure 2 volte. Anche per oggi è tutto. Un caro saluto dalla vostra trainer Cristina. Ciao!